In 3 decenni di esercizio, coperta per 14 volte la distanza Terra-Luna, scrive il Gazzettino. 1000 anziani trasportati in 6 mesi, invece il Corriere delle Alpi. Due numeri che, nonostante gli orizzonti temporali molto diversi, raccontano l'importanza e l'efficacia di un servizio fondamentale per la provincia di Belluno. E stiamo parlando del servizio Stacco, coordinato dal Comitato d'Intesa, che da 30 anni offre opportunità di trasporto e accompagnamento a chi è in difficoltà. Cosa succederebbe se in provincia venisse a mancare il servizio stacco? Si chiede e ci chiede Alessia Forzin nell'articolo del Corriere delle Alpi. 2000 anziani ogni anno si troverebbero in grosse difficoltà per andare all'ospedale, dal medico di base o magari semplicemente a fare la spesa, perché vivono nelle terre alte e in quelle periferie mal servite dal servizio pubblico. Solitudine, isolamento, disagio sociale, tutte tematiche che abbiamo approfondito anche noi nell'Amico del Popolo negli scorsi numeri. È questo che combatte il servizio di trasporto sociale e accompagnamento nato esattamente 30 anni fa per volontà di 6 associazioni del Bellunese e del Comitato d'Intesa, che da allora lo coordina. È un compleanno importante, appunto i 30 anni, come abbiamo detto, quello che viene celebrato quest'anno, come lo sono i numeri di un servizio che sarebbe insostenibile garantire per qualsiasi amministrazione pubblica. E allora, come spesso succede in provincia di Belluno, ci pensa il volontariato. 18 associazioni oggi che coprono tutto il territorio provinciale, garantendo il trasporto di chi ha ridotte capacità motorie, si trova in difficoltà o in situazioni di disagio sociale e non ha una rete familiare, verso ospedali, medici di base, ma anche luoghi dove si svolgono attività ludiche e di socialità. Nel solo semestre, che va da novembre 2024 ad aprile 2025, hanno usufruito di stacco 1034 persone, illustra il presidente del comitato d'intesa Gianluca Corsetti. In 30 anni quel numero sale a 42.990. Iniziamo da qui, quindi da un servizio importantissimo che dimostra quanto, ancora una volta, quanto il volontariato sia importante, soprattutto nella nostra provincia. La rassegna stampa di oggi è la prima del mese di agosto, buongiorno, da Irene Dalmas, rassegna in cui, come sempre, come ogni mattina, noi giornalisti dell'Amico del Popolo vi proponiamo le notizie principali che potete trovare nel Corriere delle Alpi e nel Gazzettino. Una di queste, almeno per il capoluogo, è sicuramente il via libera al supermercato nell'area ex Agip di via Vittorio Veneto, la struttura che ormai è conosciuta e comunque che vedete anche qui nella foto sulla destra. Via libera al supermercato nell'area ex Agip, il patto pietra tombale sul centrodestra. Il sindaco stavolta ha i voti per la variante, ma perde 2 liste. Assente anche il gruppo di Forza Italia e il suo assessore. Ce ne scrive ancora Alessia Forzin. Fra equilibrismi, pirouette con plie finali e chiari segnali politici, dopo 4 ore di discussione arriva il via libera al supermercato nell'area ex Agip in via Vittorio Veneto. L'approvazione della variante al piano degli interventi segna il destino dell'area che si affaccia sulla rotatoria del Millennium e di un progetto fortemente contestato dal quartiere. Posizioni ferme, quelle di gran parte della maggioranza e della minoranza, favorevole la prima e contrarissima la seconda. Restavano però alcune incognite sul voto. La Lega alla fine ha votato a favore, facendo salire a 17 il conteggio dei sì. Nell'articolo vengono poi ricostruite appunto tutte le posizioni, da Massaro, Nicolini, a Garzotto, a Bettiol ed Olivotto, e appunto posizioni politiche perché, come ribadisce Forzin nella conclusione dell'articolo, si dice che la scelta fosse politica lo dimostra anche l'assenza in toto del gruppo Forza Italia, assenti i 2 consiglieri e l'assessore De Kunovic. La maggioranza ne esce con i voti che le servivano, quindi, ma perdendo pezzi. E passiamo a un'altra notizia di cui abbiamo parlato molto spesso nelle nostre rassegne stampa,
è quella che troviamo alla pagina seguente, siamo sempre sul Corriere delle Alpi. Passi dolomitici, fermiamo le gare, provincia e sindaci, vertice dal prefetto. Comuni e albergatori contro le auto di grossa cilindrata e le moto che sfrecciano anche di notte. Copiamo Bolzano. Il tema è noto e soprattutto quest'estate i nostri passi stanno diventando purtroppo sempre più degli autodromi con auto di grossa cilindrata, e qui la vediamo una in foto in un frame di un video sulla strada del Passo Staulanza. Auto e moto appunto che raggiungono velocità veramente impensabili, causando rumore nei passi dolomitici e ovviamente essendo un rischio per la sicurezza. Ce ne parla Francesco Dalmas: un vertice in prefettura per blindare i passi dolomitici. Lo chiedono i sindaci e provincia, passi diventati ormai autodromi in alta quota, anche di notte. In provincia di Bolzano i comuni hanno presentato 200 richieste per speed checkbox e autovelox fissi. Il presidente Arno Compascer, dopo averne parlato col ministro dei trasporti Matteo Salvini, ha presentato una specifica proposta alla conferenza delle regioni e in provincia di Belluno, proposta che è stata accolta dal collega Padrin. L'amico Arno mi trova completamente d'accordo, afferma il presidente della provincia Roberto Padrin, anche nella veste di vicepresidente della Fondazione Dolomiti UNESCO. È necessario un tavolo fra le province di Belluno, Trento e Bolzano, in collaborazione con prefetto e commissari di governo per condividere le prime misure. Non vi leggo altro perché insomma è un argomento di cui abbiamo detto molto anche nelle scorse rassegne stampa, e soprattutto perché vi invito come sempre a comprare i giornali per poi approfondire tutte quelle notizie di cui noi magari vi leggiamo il titolo e qualche riga. E visto che compare qui a fianco la prima pagina dello speciale che il Corriere delle Alpi dedica al Palio di Feltre, vi ricordo che iniziano oggi, venerdì 1 agosto, i 3 giorni clou della manifestazione, e questa sera, come vediamo qui in questo sottotitolo, c'è la cena delle 4 contrade, e mentre domani il via alle gare. Il quartiere vincitore alzerà al cielo il drappo dipinto da Mimmo Paladino. Adesso invece ci spostiamo un po' più avanti, siamo a pagina 31, perché appunto i feltrini, oltre ad essere concentrati sul Palio, che è sicuramente la manifestazione più importante della loro estate, in questi giorni si sono allarmati, diciamo, vedendo la foto di una trivella in azione sul greto del torrente Vanoi, proprio dove appunto era prevista la costruzione della temuta diga, che sembrava però un progetto ormai accantonato, e sul quale, come si legge qui nel titolo, il consigliere Bortoluzzi ha ribadito la sua contrarietà e la contrarietà del territorio. Ecco, nonostante appunto l'immagine che è circolata, non c'è ancora nessuna novità, e i carotaggi in corso, ha assicurato Luigi De Lucchi, commissario del Consorzio Brenta, non significano che la sua amministrazione persegue questo obiettivo, ma dice rientrano nella parte finanziata dal Ministero. Resta comunque ovviamente da capire l'esito delle prossime elezioni del consorzio, che si terranno il 14 dicembre, e stabiliranno poi quale sarà la linea del nuovo corso. E poi troviamo molte altre notizie, sfogliamo ad esempio qui il Gazzettino, ci sono anche il Gazzettino dedica una parte di pagina all'apertura di Feltre al Palio, abbiamo gli aggiornamenti sull'aereo precipitato ieri l'altro a Santa Giustina, appunto aereo precipitato è sotto sequestro,
e poi ancora aggiornamenti dalla Valbelluna, da Longarone, dove è stato approvato è stata approvata l'applicazione del DASPO urbano, fino ad arrivare appunto qui a fianco al Lagordino, dove l'Unione Montana si è spaccata su una vicenda di lungo corso, che è l'assegnazione del marchio Regina delle Dolomiti, che è conteso tra Cortina e la Marmolada. Marchio Regina delle Dolomiti, l'Unione Montana si è spaccata. Approvata solo a maggioranza la mozione pro Marmolada, il presidente Frena e Chissalè astenuti. E sui nuovi sviluppi ci aggiorna Francesco Dalmas. Quindi leggiamo solo qualche riga. Chi deve fregiarsi del titolo di Regina delle Dolomiti? La Marmolada o Cortina d'Ampezzo? Un dilemma sul quale si è divisa l'Unione Montana Agordina e si è disarticolata la stessa comunità ladina. L'altra sera, infatti, è stata dibattuta in assemblea dell'UMA una mozione presentata dal sindaco di Rocca Pietore a sostegno della rivendicazione storica della Marmolada come regina dei Monti Pallidi. Risultato? Anziché l'unanimità, ci sono stati 28 voti a favore e 5 astenuti, tra i quali proprio il presidente dell'Unione Montana e il sindaco di Colle Santa Lucia, sindaco di Agordo, oltre ai consiglieri di riferimento. Il vicepresidente dell'Unione Montana, il sindaco alleghese Daniele De Toni, ha votato invece a favore, e così pure il sindaco di Livinallongo assieme al rappresentante della sua opposizione. Certo, speravo nell'unanimità, perché la Marmolada è un simbolo identitario per tutte le nostre valli, direi addirittura per la provincia, ha affermato il sindaco di Roccapietore. Nessun atto di contrarietà verso Cortina, comunque ribadisce, anche se nel 2023 ha depositato quel marchio che vorremmo invece riservato solo al nostro ghiacciaio. E chiudiamo con questa contesa, con questa vicenda, la rassegna stampa di oggi. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi rinnovo l'invito a comprare i giornali per leggere di più. Come avete visto abbiamo letto solo poche notizie di tutte quelle proposte, e auguro a tutti un buon inizio del mese di agosto, visto che siamo a venerdì primo agosto, e una buona giornata.